Buongiorno, abbiamo l'occasione ancora, un'occasione ghiotta, di invitare il maestro Giovanni Acciai, che non ripeto tutte quante, diciamo, le caratteristiche del maestro, i meriti, devo soltanto riassumere in una parola: è riconosciuto unanimemente come uno dei massimi interpreti del repertorio vocale rinascimentale e barocco. Ecco, maestro Acciai può apparire nella nostra intervista. Buongiorno. Buongiorno. Come andiamo? Caro Giorgio, benissimo, grazie. Tu? Bene, olè. Nonostante i tempi andiamo bene. Certo. Ecco, allora, la volta scorsa, diciamo, sei stato un fiume di conoscenza, di cultura, ci hai trasmesso una curiosità incredibile. Credo che la curiosità mia sia anche, diciamo, di molti ascoltatori, di molti che frequentano questo format. Proseguiamo nel tempo, quindi in quel mondo. Ecco, se umanesimo e rinascimento hanno, diciamo, colto la nostra curiosità, perché quel mondo è ricco di elementi che non conosciamo e che andiamo sempre a scoprire di volta in volta, soprattutto grazie ai tuoi studi e alle tue conoscenze. Ti chiedo, quanto di quel mondo, che è un mondo sotto ogni aspetto, quindi preso a 360 gradi, ritroviamo nel madrigale seicentesco, e quali evoluzioni estetiche hanno fatto breccia nell'epoca barocca? Quindi abbiamo uno spazio enorme, quindi è un campo che credo non si possa, diciamo, esaurire in 20 minuti, anche perché abbiamo degli ascolti che sono molto interessanti a comparazione, e quindi di aiuto anche agli ascoltatori per, diciamo, capire meglio, diciamo, quanto è la tua parola. È una domanda vastissima, come hai già detto tu. Cercherò di racchiuderla in parole efficaci. L'età dell'umanesimo e del Rinascimento aveva dato alla parola la sua dimensione oratoria e dunque l'aveva nobilitata verso quella dimensione che portava il testo letterario, fosse in latino o in volgare, ad essere percepito da chi ascoltava come una recitazione nobile e alta. L'epoca a cavallo tra il 500 e il 600, che vede come personaggio e come protagonista indiscusso Claudio Monteverdi, è invece quella che trasforma questa dimensione, non la sostituisce, sia ben chiaro, la trasforma, la porta ancora più in avanti, è quella che drammatizza la parola, la rende teatrale. Infatti il madrigale potremmo definirlo come una rappresentazione drammatica raggrummata in uno spazio brevissimo di 3 minuti, 4 minuti al massimo, e questo è il miracolo che stupisce ogni qualvolta noi affrontiamo questo genere. D'altra parte, nelle mani esperte e uniche di Monteverdi, la poesia per musica diventa un qualcosa di incandescente, di avvincente. Ancora oggi i temi che tocca Monteverdi, che sceglie tra la vastissima letteratura poetica disponibile, sono i temi che albergano nell'animo umano, ancora oggi immutabili e immutati. È interessante a vedere questo passaggio del quale ho accennato proprio attraverso i testi poetici, per la semplice ragione che il madrigale è innanzitutto poesia, ed è la poesia come sublimazione della parola
capace di suscitare la materia prima con la quale costruire e porre sopra di essa la musica. Se Palestrina, abbiamo visto, costruisce congegni contrappuntistici che permettono alla parola di veicolarsi e di essere percepita mirabilmente nell'intreccio delle parti che si sovrappongono, Monteverdi invece questo aspetto lo abbandona completamente ed esalta la drammatizzazione del testo, ed ecco perché la poesia cambia. Se prima era Petrarca e tutti coloro che lo hanno imitato, determinando quella corrente chiamata petrarchismo, ora è invece una nuova corrente poetica, che è manieristica, detta semplicemente, e che ha nei suoi capisaldi Tasso e Guarini, che sono i poeti che scrivono i testi più musicali inimmaginabili. E proprio per questo connubio, sapendo che ne avremmo forse parlato, io mi sono preso un testo, cercherò di leggerlo il più rapidamente possibile, che è fondamentale, non si può prescindere da questo testo, vale più di qualsiasi altra parola di spiegazione, ed è una dedica che Luzzaschi indirizza a Lucrezia d'Este, offrendole il suo sesto libro dei Madrigali a 5 voci del 1596. Badiamo bene alla data. E lui inizia questa dedica stupefacente con queste parole: sono Madonna Serenissima, la musica e la poesia tanto simili e di natura congiunte, che ben può dirsi non senza misterio di esse favoleggiando cambe nascessero da un medesimo parto in Parnaso. Dunque poesia e musica sono sorelle, e questo riprende la stessa cosa che diceva 60 anni prima Ornithoparcus, un oscuro teorico tedesco, quando dice: accento e canto sono fratelli, perché uno appartiene alla parola e l'altro alla musica, e nascono entrambi da uno stesso padre, che è il suono. Ecco, volevo sottolineare il fatto, tu l'hai accennato prima, che il madrigale è quasi diciamo, la porta che porta, la porta aperta verso il teatro. E, mi viene l'immagine che il Monteverdi, per la sua capacità di estrarre dalla parola, va bene, tutti quei significati anche più nascosti, va bene, attraverso i suoni, e semplicemente usando suoni, pochissimi suoni, va bene, abbia comunque, va bene, frequentato il teatro, cioè sentito recitare il sonetto, il testo, perché da lì nasce quella grande espressività che, diciamo, riesce ad esprimere con pochi suoni, perché vediamo una scrittura che è talmente semplice a volte che è, diciamo, così rimaniamo attoniti rispetto anche ad altri madrigalisti, ad altri compositori dell'epoca. È inimitabile, è insuperabile, è unico, è genio, come lo è Bach, come lo è Mozart. Sono i doni che la natura ha dato a noi miseri mortali. Hai detto parole profetiche, è esattissimo quello che dici. D'altra parte non dimentichiamo, avendo poco tempo io tralascio, non dimentichiamo che Monteverdi vive in una delle corti più d'avanguardia in questo ambiente che stiamo descrivendo sommariamente, insieme con Ferrara, e sono le due corti che fanno a gara per chi per i migliori le migliori menti, le migliori energie. Pensiamo solo Ferrara con le dame del concerto delle dame, questo ensemble oscuro, nascosto, privatissimo, che soltanto il duca Alfonso d'Este poteva ascoltare. Luzzaschi scriveva: ma chi è che oggi potrebbe godere di una cosa del genere? E Monteverdi che manda i suoi madrigali a Ferrara prima di stamparli, affinché li provino e gli sappiano dire se vanno bene, se c'è qualcosa da cambiare. E
il teatro a corte, non a caso lui non scrive la prima opera che non ha nessuna importanza, che non l'abbia scritta lui, ma lui scrive il primo capolavoro di melodramma che è l'Orfeo, e che da quel momento poi verrà giù a cascata tutto il resto. E i suoi madrigali sono proprio, come dicevi giustamente tu, un caleidoscopio di situazioni che dal primo libro, che richiama ancora Marenzio, lentamente con il quarto segna la linea di demarcazione dalla quale non si può più tornare indietro, e dove appunto la parola è signora, l'orazione, lui dice, non parola, l'orazione, e la musica è ancella. E se ho ancora qualche secondo, questa frase, queste parole di Luzzasco sono straordinarie. In verità non le ha scritte lui, ma le ha scritte Alessandro Guarini, il figlio di Giovanni Battista, e dice: perciò che non solamente alla musica per suo fine il giovamento e il diletto lineamenti della sorella poesia, ma la leggiadria, la dolcezza, la gravità, l'acutezza, gli scherzi, le vivezze che sono quelle spoglie, cioè quegli abiti, ondelle con tanta vaghezza si adornano, tutte e due sono portate dall'una e dall'altra con maniere tanto conformi, cioè uguali, che bene spesso musico è il poeta e poeta è il musico. Certo, certo. Ma come a nascere fu prima la poesia, così la musica, e vedi c'è anche il nesso: prima nasce la poesia e la musica, il poeta e la musica, lei come sua donna riverisce la musica, ed è a lei cede della prima genitura l'onore. E questa è la dichiarazione di quello che dicevamo prima, e qui c'è l'ultima cosa che la leggo rapidissima: onde ne segue che se il poeta innalza lo stile, solleva eziandio il musico il tuono, piagne se il verso piagne, ride, se corre, se resta, se priega, se niega, se grida, se tace, se vive, se muore. Ok, maestro, ascolta, ci trasferiamo a Ferrara e vogliamo ascoltare, va bene, le prove che faceva Monteverdi a mandare i madrigali a Ferrara per provare, va bene, se funzionava la poesia. Mi pare che abbiamo degli ascolti, va bene, se vogliamo passare a quelli, perché il nostro tempo corre. Guarda, mi dispiace perché sto vedendo. Mi dispiace interromperti, ma ascoltiamo, anche perché può essere un aiuto anche per capire a chi ci ascolta. Ma l'ascolto infatti non è banale, non è uno dei tanti, Certo. ma io ho scelto Sfogava con le stelle dal quarto libro, perché proprio conferma quanto dicevamo. Monteverdi, lasciando all'interprete il compito drammatico di dare lui i punti di recitazione del testo, non mette misura. Ed è drammatico che alcuni editori inglesi, vergognosamente, invece lo scrivano queste partiture con già un ritmo che non conoscono l'italiano, non conoscono il nostro modo di recitare, però ci insegnano come va eseguito. Pazzesco. Bene, il primo ascolto dimostra come chi ha eseguito non abbia capito il contenuto di questo testo, che è un grido di dolore dell'innamorato. Sfogava con le stelle un infermo, un ammalato d'amore, sotto il notturno ciel il suo dolore, e diceva fisso in loro: o immagini belle dell'idol mio Cadoro. E il testo è libero e poi misurato, e l'interprete deve dare a questo una valenza di recitazione come fosse un attore. Il cantante di oggi, prima di essere cantante, deve essere un attore, non può essere un misero esecutore di note, una nera, una bianca che si succedono. Ascoltiamo questo primo esempio, un piccolo spazio, e poi andiamo avanti.
Va bene, possiamo sfumare, Ok. è più che sufficiente. Cos'è che non va bene in questo? Non va bene nulla, perché è sempre una manica, una manipolo di ubriachi più che di cantanti. Urlano anziché cantare e poi maciullano questa pagina terribile di difficoltà estrema, perché unisce bel canto, unisce virtuosismo. Ecco, proviamo ad ascoltare una versione che cerca invece di avvicinarsi a questo rapidamente, in modo da avere un'idea diversa. Ok, anche qui possiamo sfumare e interrompere. La differenza è evidente per semplici ragioni, che i secondi esecutori cercano di seguire il portato emozionale della parola e di renderlo percepibile e partecipe a chi ascolta, e non fermarsi al dettato di scrittura. Lo dicevamo nell'incontro precedente: la musica scritta non è quello che deve giungere a chi ascolta, è soltanto una traccia per l'interprete, che deve costruire su questo un canovaccio. Un canovaccio. Ecco. Canovaccio. Ascolta, quelle operazioni che è stata fatta anche soprattutto su Monteverdi, ma anche su altri madrigali di altri compositori, quell'operazione di travestimento, se vuoi parlare un pochettino, perché è interessante la cosa, si è vista anche nei secoli successivi, poi pensiamo all'Ave Maria di Arcadel, per dire, insomma, quindi tra l'altro un esempio pubblico di Arcadel. Sì. Ecco. Volentieri, come hai già esposto tu, è interessante questo, e per noi imbevuti del concetto filosofico di fedeltà all'opera d'arte, dunque di sacralità del modello primigenio, questa operazione potrebbe far storcere il naso. Ma come il madrigale sfogava con le stelle diventa un'altra cosa, con un testo latino? Ma in verità è proprio quello che diceva Luzzaschi, o Guarini, come vogliamo dirlo, cioè in quella prefazione c'è tutto, è il programma estetico del barocco, è la poesia che pone la musica nella condizione di essere acconcia o meno ad essa, e se il poeta è geniale è capace di creare questa situazione. Se non è capace, l'operazione finisce. In un contesto di questo genere, il tuo accenno è chi ha fatto questa operazione per quanto riguarda Monteverdi e altri autori, Banchieri, Marenzio, è Coppini, Aquilino Coppini. È un umanista lombardo di Pavia,
un genio del latino, ed è un ammiratore, amico anche di Monteverdi, e da lui ha l'autorizzazione, sia ben chiaro, questo magari lo si dà per scontato, ma Monteverdi viene contattato e Coppini ha il permesso di fare questa operazione. Perché la fa? Perché lui vive a Milano, vive nella diocesi nella quale c'è Borromeo Carlo, Federico, il nipote, che governa, e Milano è una delle diocesi più conservative, più fedeli al dettato del Concilio di Trento. Dunque, come poteva Madrigale girare in quelle stanze? Impossibile. Allora il travestimento permetteva di godere la bellezza della musica di Monteverdi con parole purgate, un po' come le mutande messe e i braghettoni messi alla Cappella Sistina. Ecco. Proviamo a sentirlo, maestro. Il brano diventa, anziché sfogava con le stelle o stelle coruscantes, ornamenta celorum, e parla della bellezza del firmamento donata all'uomo. Ecco, sentiamo l'inizio. Va bene, anche qua possiamo chiudere. Sì. Prima che sfuggisse, notare che si percepisce subito questa assonanza, addirittura laddove è possibile Coppini mantiene le stesse parole latine di quelle volgari. Certo. Suonino uguali. È una cosa straordinaria, guarda. Cioè, è una musica che si presta a diventare anche gesto, a diventare azione. Ecco, quindi, guarda maestro, diciamo che il tempo è un po' ci tradisce sempre, ci toglie lo spazio. Va bene, dello spazio per l'anima. Però ci lascia la voglia, potremo... Certo. Ecco. Sono certo che da queste tue parole, queste chiarissime espressioni che proprio sono fatte con l'animo, va bene, chi vuol portare via, porti via, va bene, e riesca a tradurre anche con i propri mezzi, va bene, diciamo, queste espressioni artistiche incredibili, non badando alle note, ma badando a quello che sta dietro. Santo. Carissimo maestro, va bene, ti ringrazio. Se c'è un'altra occasione, noi la cogliamo al volo. E io sono qua, a tua disposizione. Un abbraccio grande, buona giornata. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie Giovanni, grazie.